Allora Domenico, quello che ci state servendo questa sera è? Raccontami. È il risotto de go. E cosa sera il risotto de go? Diciamo, è importantissimo perché rappresenta Venezia, cioè l'antica ricetta veneziana, che è questo piccolo pesce della laguna che si chiama ghiozzo in italiano, e viene fatta questa salsa brodosa per fare il risotto de go. Viene completamente deviscerato, viene passato tutto, richiede una lavorazione lunghissima e niente, e di solito si dice che le nonne, è un pesce povero, ma adesso si è anche a diventare ricco perché ha il suo costo e le nonne lo facevano per i nipotini per dare un po' di sapore al risotto, e addirittura lo passavano nella loro calza. Questa è la storia, per dargli il fiato sapore, cioè di dargli un po' di gusto, dare un po' di gusto al pesce. E qua a Venezia siamo solo noi a farlo, e lo abbiamo di linea proprio sul nostro menù. Cioè al Colombo trovate sempre il risotto di go, è una mia decisione, essendo un ristorante di Venezia, deve avere il risotto de go de linea, sempre il risottin de go non va a mancare mai. Questa è una vera chicca sgaia, quindi... qua si legge, cioè avere il risotto de go. Va bene, e allora se vi ha incuriosito, ma sono certa che è così effettivamente, dovete assolutamente venire al ristorante Il Colombo da Domenico e chiedere del risotto de go, perché se si vuole essere veramente sgai non si può non aver mangiato in Veneto il risotto de sgo. De sgo, esatto, de sgo. Se chiamiamo così. Esatto, va bene. Allora adesso lo assaggio subito, però prima che si freddi. Grazie Domenico. Perfetto, grazie a te Gaia. Grazie.